pallone rimpallato, ma c'è Ferri che lo riconquista, subisce forse un colpo in ostruzione, non c'è fallo secondo il direttore di gara, si prosegue a giocare, si fa tutto il campo. Maroder appoggia per Stornelli, riceve ancora indietro il pallone numero 4 del Gizzi, attento. Porca puttana! Qui si è quasi impicciato Marchione, ma alla fine riesce a liberare, lanciare in avanti Maroder riesce a liberare Stornelli a tu per tu con Egizi, ancora imperioso il numero 1 dell'Atletico Fiumicino. Riconquista, lancia in avanti D'Anversa arriva dall'altra parte Santini, all'altra parte c'è invece Maroder a tu per tu con Egizi, ancora il numero 1 incredibile Egizi, e si rimane ancora qui e possibilità di contropiede, no, l'azione non è finita, sempre in avanti D'Anversa, il colpo di tacco, così palla riconquistata dall'Atletico Fiumicino. Minuto dal termine della partita, Galassi forse si aiuta con un braccio, riesce a servire Maroder a spazio, il numero 4 Maroder va con il mancino, il gol dell'1-0 lo segna a un minuto dal termine il numero 4 del Golbet, Edoardo Maroder, il gol dell'1-0 che forse può valere 3 punti, un gol pesantissimo al termine di una partita bellissima, 1-0 per il Golbet.